Gli ispettori dovranno prestare attenzione anche all'aspetto psicologico e umano degli imprenditori posti sotto controllo e segnalare prontamente eventuali casi a rischio ai servizi sociali delle ULSS e dei comuni. È l'invito rivolto dal prefetto di Treviso Aldo Adinolfi a Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Equitalia ed altri enti simili. Vogliamo trasmettere all'esterno il segnale positivo che tutte quante le istituzioni e gli enti oggi presenti si sono dati da fare per cercare di trovare, se non trovare una soluzione, almeno cercare di ridurre questo fenomeno che è diventato una vera e propria emergenza sociale. Mi riferisco naturalmente a questi gesti sani che sono stati commessi, anche uno recentemente ieri. Bisogna assolutamente che gli organi deputati al controllo devono certamente esercitare il controllo in maniera umana e in maniera più sensibile e nello stesso tempo devono segnalare ai servizi delle USL oppure anche ai servizi sociali del comune eventuali manifestazioni di disagio sociale o di depressione che nell'esercizio delle loro funzioni hanno potuto rinvenire. L'appello del rappresentante del governo sul territorio nasce dalle sollecitazioni delle associazioni di categoria durante il vertice in prefettura per fare il punto sugli effetti della crisi e sull'ormai lunga scia di piccoli imprenditori trevigiani che si sono tolti la vita. Da tutti i partecipanti, forze dell'ordine, enti pubblici, associazioni imprenditoriali, sindacati, è giunta la richiesta di dar vita ad azioni concrete, ma anche la consapevolezza che a livello locale si può fare poco. Deve intervenire il governo e la regione deve sbloccare i fondi da tempo fermi, ha ribadito Mario Pozza, presidente provinciale di Confartigianato, tra i più polemici sull'inutilità di continuare con dibattiti e numeri verdi. Alessandro Vardanega, leader di Un'Industria a Treviso, chiede di rinnovare la moratoria nazionale sulle rate dei prestiti. Credo che un rinnovo della moratoria sia assolutamente necessario perché la liquidità fatica ad arrivare alle imprese, fatica ad arrivare alle famiglie e quindi questa può essere una delle soluzioni possibili in attesa che poi si rassereni il clima nei confronti del nostro Paese. Molte le critiche alle banche. Il rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana ha ribadito come gli istituti seguano solo le normative che vietano, ad esempio, prestiti a chi è in fallimento o è protestato. Proprio con le banche, Veneto Sviluppo sta chiudendo un accordo per mettere a disposizione, entro l'estate, oltre 700 milioni di euro, soldi destinati in special modo alle piccole e medie imprese e con parametri di accesso più elastici della norma, assicura Giorgio Grasso, presidente della finanziaria regionale. Stiamo valutando assieme appunto ad ABI e a Confidi. Confidi sono peraltro i rappresentanti, sono i soggetti che esprimono sul profilo delle garanzie e del credito quella che è l'attività delle associazioni di categoria. Noi stiamo in questo momento proprio coordinandoci per arrivare a un primo risultato, speriamo entro fine aprile, inizio maggio, che dovrebbe comportare una massa di erogazioni, di concessioni di fidi di finanziamenti veramente importante. Si parla di circa 700-800 milioni, vale a dire di una massa, di una somma che probabilmente non ha precedenti a livello del Veneto degli ultimi 10-20 anni. Per cui contiamo di poter essere in grado di fare questo, di farlo in tempi abbastanza rapidi, abbastanza brevi, vista la grave situazione di crisi. Non nascondo che ci sono una serie di vincoli, di difficoltà, di ostacoli che vanno dal patto di stabilità piuttosto che quello che oggi viene chiamato come aiuto di Stato, piuttosto che patti contro la concorrenza, che azioni non rispettose del principio della concorrenza, eccetera, che dobbiamo superare. Ma devo dire che abbiamo trovato una grande condivisione sia con il sistema bancario che con i confidi. Ecco.